I riti religiosi della Settimana Santa entrano nel vivo. Oggi la commemorazione della Passione di Cristo, una giornata vissuta con particolare devozione un po' in tutti i centri della Sicilia. Anche ad Agrigento, come ogni anno, grande partecipazione popolare alla processione del mattino favorita dalla bella giornata di sole. Emozionante l'incontro dei simulacri di Gesù appassionato con la croce sulle spalle e dell'Addolorata. La processione, secondo tradizione, ha attraversato le strade del centro storico, da via Garibaldi fino in via Atenea, con al seguito tanti fedeli, alcuni a piedi scalzi in segno di penitenza, e le antiche confraternite di Maria Santissima dei Sette Dolori e del Santissimo Crocifisso. La nostra confraternita esiste da 325 anni, che cura il culto pubblico del Venerdì Santo, quindi la devozione alla Madonna Addolorata, la processione più sentita degli agrigentini, la processione appunto di accompagnare Gesù con la croce verso il Calvario e la Madonna Addolorata che accompagna il proprio figlio. E il popolo che segue la Madonna, che segue Cristo verso la via del Calvario, che poi deve essere il cammino di ogni nostro, di essere cristiano. Cosa la spinge a essere qui, a vivere così questo momento? Questo deve essere naturalmente ogni sentimento, ciascuno di noi, molti è perché è anche una tradizione familiare, molti perché sentono proprio il desiderio di vivere in maniera pubblica questa manifestazione, di indossare un abito, di far parte di una congregazione che non vive soltanto per il giorno del Venerdì Santo, ma che 365 giorni l'anno ha degli impegni ben specifici durante le proprie attività. C'è un impegno, c'è una devozione, ma ci sono anche delle rinunce. E naturalmente il confrate deve essere un perfetto cristiano e sappiamo quali sono le rinunce di un cristiano e quali ci sono i pro e i contro per ogni cosa e quanto è bello essere cristiani. Sicuramente è una grande testimonianza di fede, comunque una giornata a seguire la statua del Redentore che appunto è morto, si è sacrificato facendosi carico dei nostri peccati proprio per salvarci dal peccato stesso. Quindi è una testimonianza verso questa fede che noi professiamo. Vivi questa giornata in processione tutta la giornata? Sì, iniziamo la mattina quando parte dalla cattedrale e finisce la sera quando rientra in cattedrale a notte fonda. Già da quasi 30 anni che faccio ogni venerdì santo questa processione. La Via Crucis, occasione di meditazione e preghiera da vivere appieno per cogliere il significato autentico della Pasqua e in un periodo molto difficile di crisi economica e sociale anche per Agrigento, dal rettore del santuario dell'Addolorata Don Gaetano Di Liberto e dal parroco della cattedrale Don Salvatore Russotto, anche un richiamo alla classe politica e ai futuri amministratori riguardo le condizioni precarie del centro storico. La celebrazione del Venerdì Santo con queste processioni all'interno del centro storico è un messaggio forte che è rivolto a tutti i cittadini, in particolare agli amministratori. È un richiamo pressante alla responsabilità di ognuno a fare tutto quello che è possibile per salvare il nostro centro storico, che è un documento del passato, ci ricorda che noi veniamo da una tradizione e perché questa tradizione produca i frutti oggi è necessario che realizziamo la nostra responsabilità nella ricostruzione intelligente e adeguata del nostro habitat, là dove noi viviamo da cittadini, viviamo fraternamente seguendo il Vangelo di Gesù. Dobbiamo tendere precisamente a questa grande impressione di poter andare incontro al Signore con un animo puro, sincero, perché la Quaresima ci ha portato precisamente a questo, a purificare la nostra coscienza, la nostra anima, e che poi anche particolare perché quest'anno ancora siamo tra le macerie, tra le difficoltà, non soltanto economici, spirituali, morali, ma è una giornata che tuttavia partecipa la gente nonostante ci sono questi momenti di tribolazione, di tormento. Nel pomeriggio la crocifissione di Gesù ed in serata la deposizione nell'urna. A tarda sera il sempre atteso intervento dell'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro dal sagrato della chiesa di San Domenico in piazza Pirandello.